aperta. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è lo svolgimento di interrogazioni della rubrica Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro. L'assessore è in aula. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Andiamo subito alla prima interpellanza, la 151, che è a firma dell'onorevole Giambona, che vedo in aula, e quindi a lei la parola poi, Assessore, la numero 151. Al solito, Assessore, se riesce, sempre una sintesi, ovviamente, poi al collega Giambona gli diamo tutto il documento. Prego, Assessore. Sì, ma ci sono... No, non sarò lunghissima comunque. Allora, premetto che sull'argomento il Governo e l'Assessore non hanno una competenza specifica, poiché la stessa è demandata allo Stato. Purtuttavia sono stati richiesti e ottenuti dal Garante dei detenuti dati e informazioni, tenuto conto dei risvolti di carattere sociale e sanitario. Io voglio dire, signor Presidente e onorevole Giambona, sono tutti dati che io ho ricavato dal PRAP e dal Garante dei detenuti, perché noi queste notizie che lei ci ha chiesto non le trattiamo. L'interpellanza trae spunte dalle notizie di stampa del novembre 2024 circa indagini avviate dalla Procura di Trapani presso il cosiddetto reparto blu di isolamento dell'Istituto Penitenziario di Trapani, indagini che si sarebbero protratte sino al 2023. Venivano accertate, tramite anche videoriprese, i presunti fatti oggetto di reato ai danni dei reclusi in isolamento al suddetto reparto blu. Risulterebbero coinvolti diversi soggetti appartenenti alla Polizia penitenziaria già in servizio presso l'Istituto di Trapani, che, sia pur raggiunti da misure diverse e graduate, venivano tutti sospesi dal loro servizio. Per acquisire ufficialmente notizie sulla casa circondariale Cerulli di Trapani, il 17 gennaio 2025 il Garante inviava al direttore la nota numero 115 e riceveva riscontro che dava evidenza che il reparto cosiddetto blu, ove si sarebbero consumati i reati di cui all'indagine giudiziale in questione, era stato definitivamente chiuso il 23 agosto 2023 e da allora mai più utilizzato. I dati del sovraffollamento medio negli istituti penitenziari siciliani riportati nell'interpellanza sono corretti, ma non si può sottacere che si attestano su percentuali di molto inferiore al tasso medio di sovraffollamento nazionale, che supera il 130%. Anche Trapani, su una capienza regolamentare di 497 posti disponibili, registra una presenza superiore al dovuto. Corrette le doglianze contenute nell'interpellanza sulle gravi carenze numeriche del personale effettivo presente negli istituti, specie nell'ambito della Polizia penitenziaria, rispetto a quanto previsto dalle piante organiche. Come pure le doglianze per il grave degrado delle strutture penitenziarie siciliane, dovute sia a mancate manutenzioni ordinarie sia a gravi ritardi nel ripristinare tali impianti di riscaldamento e alla corretta distribuzione di acqua nei servizi, specie di quella calda, durante il periodo invernale. A tal proposito si ribadisce la competenza esclusiva del Ministero della Giustizia e segnatamente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anche attraverso le sue articolazioni regionali. Relativamente alla questione legata all'assistenza sanitaria, il direttore del penitenziario di Trapani, nella risposta fornita al Garante dei detenuti a gennaio 2025, ha evidenziato che in istituto erano presenti ben 70 detenuti. Scusate un attimo, prendo un po' d'acqua.
ben 70 detenute con patologie psichiatriche accertate, 160 sottoposte a terapia con psicofarmaci e ulteriori 10 detenute in terapia con metadone. Non appare superfluo sottolineare che tali problematiche sono presenti in tutti gli istituti penitenziari siciliani, in percentuali anche maggiori. La valutazione personale del Garante è che recenti riforme, quale quella della soppressione degli OPG, cioè degli ospedali psichiatrici giudiziari, con l'abrogazione implicita dell'articolo 48 del Codice Penale, avrebbe dovuto considerare e dare risposta adeguata alla corretta allocazione dei soggetti affetti da infermità psichiatrica, anche sopravvenuta, che non possono essere accolte appunto nelle REMS, cioè nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, in quanto sono strutture deputate all'esecuzione di misure di sicurezza. Tali soggetti potrebbero essere accolti soltanto nelle rare, in Sicilia solo una, articolazioni territoriali per la salute mentale. Purtroppo le condizioni restrittive in esecuzione penale aggravano le disabilità mentali e necessitano di assistenza psichiatrica adeguata. Scusate. La doglianza della carenza di assistenza psichiatrica nell'istituto di Trapani è comune a tutti gli istituti penitenziari siciliani, come a quelli nazionali. Il personale penitenziario non ha un'adeguata formazione per affrontare i rapporti critici che si determinano nel gestire tale patologia. Spesso l'amministrazione penitenziaria interviene su eventi critici di comportamenti anche aggressivi, sanzionando disciplinarmente i disabili mentali che in via prioritaria avrebbero bisogno di cure. Molti vengono posti in isolamento, ex articolo 14 bis all'ordinamento penitenziario, in regime di sorveglianza particolare, mentre altri vengono trasferiti in istituti lontani dai riferimenti familiari. In tale condizione appare quanto mai utile l'intervento dell'assessorato della salute attraverso le ASP, nei cui ambiti rientrano i 27 istituti penitenziari siciliani. Il Garante ha apprezzato gli interventi già proficuamente espletati dall'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e suggerisce un'implementazione delle attività di formazione delle persone ristrette al fine di conseguire qualifiche di abilitazione che possano, in esito all'espiazione della pena detentiva, agevolare anche il reinserimento nell'ambiente libero di lavoro. Infatti, pur essendo numerosi i corsi di formazione, le aspirazioni dei detenuti a partecipare a tali corsi sono risultato, in esito ai censimenti espletati, in numero considerevole. Al riguardo, l'avviso 12 del 24 emanato da questo assessorato prevede specificatamente per i soggetti in esecuzione penale l'attivazione di strumenti di incentivazione della dimensione lavorativa a partire dalla fase della detenzione fino alla fase post-detentiva, mediante la realizzazione di percorsi che ne facilitino il reale inserimento sociolavorativo. Si rappresenta ancora che i lavori socialmente utili espletati ai detenuti all'esterno si svolgono su base volontaria e gratuitamente. Il Garante ha ritenuto, con i fondi a disposizione del suo ufficio, di remunerare con un compenso orario i detenuti che espletavano tale lavoro. La spesa sostenuta è stata quanto mai limitata perché in tutta la Sicilia, su quasi 7.000 detenuti in lavori socialmente utili, sono state impiegate soltanto 36 persone. La politica regionale quindi può essere in grado e di grande stimolo per gli enti locali affinché si sviluppino progetti per la pulizia e il decoro delle aree pubbliche urbane dei centri abitati, nonché progetti di raccolta differenziata dei rifiuti e di compostaggio degli umidi che potrebbero coinvolgere le persone ristrette con ammissione a un lavoro esterno. Tale progettualità vengono indicate a titolo esemplificativo, ma si potrebbe parlare di tante altre attività. Ulteriore iniziativa, come suggerisce il Garante, potrebbe essere quella di coinvolgere le imprese del territorio, specie quelle che partecipano ai pubblici appalti, nell'impiegare per le opere nelle quali risulta assegnataria una percentuale di manodopera detenuta o tramite la previa ammissione al lavoro all'esterno o tramite il conseguimento di misure alternative, fra quali la semilibertà.
Purtroppo, quanto alle attività produttive all'interno degli istituti, anche per il tramite dell'intervento di ditte esterne, molte progettualità sono state promesse da parte dell'autorità penitenziaria, ma non sono state mai realizzate. L'interlocuzione delle autorità regionali, anche sempre tramite il Garante, con le autorità penitenziarie regionali potrebbe essere utile al fine di concordare ulteriori iniziative ed aiuti che possono conferire speranza alle persone ristrette per il progresso nelle attività trattamentali intraprese, attenuando così criticità nei rapporti interpersonali fra detenuti e detenenti. Ritornando al suggerimento dell'interpellante sulla costituzione di un tavolo tecnico, si rappresenta che è già attiva una cabina di regia cui partecipano il rappresentante del Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il PRAP, cioè il Provvedimento regionale per la Sicilia, il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Regionale, nonché l'Ufficio del Garante per i detenuti, anche al fine di verificare il fabbisogno e la sostenibilità organizzativa delle operazioni progettuali dell'assessorato. Grazie Assessore. Onorevole Giambona, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, quei pochi che sono presenti in aula, Governo. Intanto parlare a distanza di mesi della rubrica famiglia con temi che sono di assoluta attualità, con pochi colleghi in aula, diciamo che per certi versi devo dire che squalifica e mortifica il ruolo del parlamentare regionale. Detto qui, noi siamo qui presenti per rappresentare quelle che sono le istanze dei territori e di tutti i livelli istituzionali. Io ringrazio tra l'altro oggi chi segue di presenza, oltre che a casa, i lavori d'Aula. Oggi abbiamo presenti i ragazzi della consulta giovanile di Partinico che prendono atto di quello che è l'andamento di questa Aula, dei lavori, ma anche degli argomenti che tutti i parlamentari portano avanti durante appunto l'azione normativa. E io la ringrazio Assessore per quello che è stato il suo responso rispetto all'interpellanza che io ho presentato, e mi rendo conto che evidentemente il tema che le ho posto, che le pone il Partito Democratico, che è quello che riguarda fondamentalmente lo stato degli istituti penitenziari nella regione siciliana, è sicuramente un argomento che non ricade esclusivamente nelle sue competenze, perché lì ci sono delle corresponsabilità importanti, ci mancherebbe, però allo stesso tempo nella qualità di assessore alla famiglia, di chi rappresenta il Governo e che ha diciamo nelle sue corde, perché lo prevede lo prevede per l'appunto il suo assessorato, il trattare di quelli che sono i diritti dell'inclusione sociale, dei diritti civili, delle pari opportunità, è evidente che è proprio lei deputata a rispondere a tematiche di questo tipo, seppur scottanti e seppur toccano la carne viva di chi vuole portare avanti un sistema sociale che sia più giusto e più equo e che possa garantire il presupposto dell'azione rieducativa e del reinserimento nella vita sociale ed economica. Perché, cara Assessore al Governo e colleghi, qui il dato che emerge per la Regione siciliana è assolutamente allarmante. Noi abbiamo tassi di sovraffollamento ben oltre quella che è la media a livello nazionale. Augusta circa il 175%, Gela il 158%, Castelvetrano il 155%, Palermo Pagliarelli il 124%, e sono numeri che poi inevitabilmente determinano disagi e problemi di ogni ordine e grado su quella che è l'azione rieducativa. Su quelli che sono i numeri che ho rappresentato nella mia interrogazione, ovvero dei 61 suicidi avvenuti all'interno delle carceri, una decina sono avvenuti in Sicilia, e ricordo a me stesso che 3 agenti di polizia
penitenziaria si sono suicidati perché non erano nelle condizioni di sopportare questo stato delle cose. Noi abbiamo problemi di ogni ordine e grado. Lei ha fatto cenno sicuramente ad alcune azioni volte a porre in essere aspetti di natura rieducativa dal punto di vista lavorativo, ma abbiamo all'interno delle carceri problemi enormi da superare sotto diversi punti di vista, e ce l'ha segnalato il garante regionale Santi Consolo. Io in questa mia interrogazione riprendo una sua visita all'interno del carcere Ucciardone, dove si evidenziano aspetti drammatici dal punto di vista igienico, aspetti anche dal punto di vista infrastrutturale difficilmente superabili, che richiederebbero appunto interventi dal punto di vista infrastrutturale. Analoga denuncia da parte del garante provinciale, l'onorevole Pino Apprendi, che a più riprese ha rappresentato come questa condizione delle cose nelle carceri siciliane non può sicuramente andare avanti. Parliamo di un sovraffollamento diffuso, di carenza oramai cronica di personale, di problemi di natura sanitaria che incidono anche nella salute mentale, di difficoltà nel reinserimento lavorativo. E allora, Assessora, sicuramente si è fatto qualcosa, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo rappresentare a tutti i livelli istituzionali che il tema del livello di garanzia dal punto di vista proprio infrastrutturale e del servizio che viene reso nelle carceri siciliane deve essere migliorato. Per fare questo è necessaria un'interlocuzione da parte sua e del suo governo a tutti i livelli istituzionali, con il Ministero della Giustizia, anche con le organizzazioni sindacali che devono essere coinvolte in questa situazione di grande pregiudizio, e vado a concludere, Presidente, rispetto a quello che è il ruolo degli agenti di polizia penitenziaria, che devono essere in tal senso anche loro tutelati. Quindi azioni di natura infrastrutturale, convergenza di azioni con le ASP siciliane, maggiore personale. Solamente attraverso questa azione sinergica si può veramente mettere a regime quello che è l'obiettivo comune di natura rieducativa e di reinserimento sociale, che noi riteniamo essere assolutamente fondamentale e deve essere tra gli obiettivi del governo regionale. Grazie. Grazie onorevole Giambona, che si dichiara parzialmente soddisfatto. Dopodiché, onorevole Giambona, ci tengo a precisare, ma voi lo sapete che quando c'è la rubrica atti ispettivi è chiaro che non c'è un numero legale. I deputati che sono presenti sono spesso i deputati che hanno firmato le interrogazioni e le interpellanze. Questo dico per precisare. Ovviamente il governo è presente con l'assessore che viene chiamato a rispondere a quegli atti ispettivi. L'onorevole Safina mi aveva chiesto in precedenza di intervenire sull'ordine dei lavori. Io le do la parola, onorevole Safina. L'importante è che è breve il suo intervento. Grazie. Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Nella seduta di ieri l'onorevole Cateno De Luca, ha occupato simbolicamente questo podio poiché il Presidente della Regione Siciliana non ha ad oggi relazionato sull'attività da egli svolta in qualità di Presidente della Regione, in virtù di una norma che prevede che annualmente lo debba fare. Ebbene, io, Presidente, mi sento di dire che noi abbiamo cose più gravi rispetto. È giusto che il Presidente venga, ha annunziato che sarà qui il 21, ma ci sono cose ben più gravi, carissima Assessore. Perché vede, oramai in questo Parlamento le decisioni che vengono assunte non hanno più alcun rilievo. E mi riferisco da un lato alla vicenda oramai annosa e famosa del terzo mandato, che sta creando anche malumori all'interno della maggioranza di governo. Rammento a me stesso che quest'Aula ha bocciato la norma sul terzo mandato, ma in Sicilia, in un comune siciliano, come se fosse un enclave di un'altra regione italiana nel nostro territorio, è stato possibile che un candidato sindaco, nonostante già avesse esaurito i 2 mandati previsti dalla legge regionale siciliana, si candidasse per il terzo. Mi riferisco ovviamente al sindaco di Serra di Falco, segretario provinciale della Lega
ora non so se sarà di nuovo Lega Nord e una Lega Sud, comunque della Lega a trazione salviniana, anzi a trazione San Martino in questo caso, e lo ha potuto fare in spregio ad ogni norma del nostro ordinamento, e non può esistere ciò che il sindaco ha dichiarato, perché il sindaco di Burgio, insieme a qualche altro suo ex collega, ebbe già modo di mancare di rispetto a quest'Aula mandando una diffida legale, come se si potesse diffidare il Parlamento ad assumere determinate condotte, come se qui venissero approvati dei normalissimi atti amministrativi. Ma in spregio proprio al Parlamento ha avuto modo, e all'autonomia siciliana, ha avuto modo di dire in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera che vale più la Corte Costituzionale della legge regionale siciliana. Rammento a me stesso che la Corte Costituzionale, organismo del quale ho il massimo rispetto, si pronunzia sui contenziosi in essere, non su quelli ipotetici. Quindi sino a quando non ci sarà una pronuncia che dichiarerà che anche in Sicilia, pur in ragione delle peculiarità siciliane, il terzo mandato è legittimo, quella legge è in vigore e dovrà rispettarla anche il sindaco di Burgio. Purtroppo il governo regionale siciliano, al quale è stato sollecitato un intervento sia da questo podio sia attraverso una specifica nota, ha fatto orecchie da mercante, non è partita alcuna ispezione conoscitiva, l'assessore non ha fatto partire alcuna ispezione conoscitiva per comprendere come è stato possibile ciò, e dunque le decisioni che questo Parlamento ha assunto in quel caso lì sono divenute carta straccia, aprendo a un precedente che, guardi Presidente, noi ieri abbiamo avviato l'analisi e lo studio del nuovo DDL di riforma dello Statuto, abbiamo incardinato il DDL di riforma dello Statuto, probabilmente abbiamo fatto un errore, perché se tanto è questo quello che se ne fa della nostra autonomia è inutile pensarci, forse è meglio anche rinunziare all'autonomia. E dall'altro c'è un altro esempio, in quest'Aula qualche settimana fa, con una legge del, mi pare, 27 di maggio, siamo intervenuti per modificare la legge regionale 6 del 2025 in materia di attività turistico-ricettive, e in particolare abbiamo fatto due cose: da un lato per le attività alberghiere ed extraalberghiere, quali case vacanze, B&B, abbiamo prorogato il termine di adeguamento ai nuovi requisiti al 30 giugno del 2027. Dall'altro, con una norma chiarissima, abbiamo detto che gli immobili destinati a locazione turistica, quindi sostanzialmente gli appartamenti dei privati per intenderci, non sono sottoposti ai requisiti strutturali, funzionali e organizzativi previsti per le attività alberghiere ed extraalberghiere. Quindi abbiamo inteso dire che chi affitta la propria casa per una settimana, per un affitto breve, per scopi vacanzieri, non deve rispettare i nuovi requisiti che per le strutture alberghiere entreranno in vigore peraltro il 30 di giugno del 2027. Ebbene, cosa fa? Questa mattina l'assessore Amato e l'assessorato al turismo emana un decreto assessoriale con il quale ribadisce che per le strutture alberghiere e extraalberghiere diverse dalle locazioni turistiche il termine viene prorogato e che si dovrà applicare la sentenza del TAR Sicilia, che nel frattempo ha smontato un precedente decreto assessoriale che prevedeva tutta una serie di incombenze che adesso invece non saranno più previste. Ma al contempo, in spregio alla legge approvata da questo Parlamento, nonostante sia stato adeguatamente, e concludo, spiegato come avrebbero dovuto applicarla, ha ribadito che le locazioni turistiche dovranno presentare i moduli e le domande previste nel decreto del 2025 entro il 30 di giugno. Allora, Presidente, se è questo il rispetto che la struttura amministrativa, che il governo ha per l'autonomia siciliana e per questo Parlamento, è inutile convocare ulteriori sedute, tanto qualsiasi cosa venga fatta qua dentro viene trattata dagli uffici e dal governo regionale come un qualsiasi atto amministrativo che si può disapplicare perché illegittimo. Non funziona, non può funzionare così. Dunque io
penso che su questo bisogna aprire un approfondimento, perché non è immaginabile che a 80 anni dell'autonomia statutaria questo Parlamento venga trattato come un mero passacarte, del quale si ha rispetto se si fanno cose confacenti a chi governa e che invece viene messo di lato e si disapplicano le decisioni qualora e nel caso in cui vengono fatte cose che non sono convenienti per chi governa. Grazie. Grazie onorevole Safina. Io non l'ho interrotta, anche se l'intervento non era sull'ordine dei lavori. Però è chiaro e condivido quello che lei ha detto, perché sa benissimo che noi abbiamo mandato pure una nota e una PEC, che non è possibile e non è concepibile che le istituzioni non riescono a far rispettare una legge, che anzi le istituzioni in qualche modo facciano passare il messaggio, seppur con commenti distorti, che la legge può essere in qualche modo aggirabile e poi dopo aver aggirato una legge, seppur una legge regionale, perché io le ricordo, onorevole Safina, noi non è che noi possiamo applicarla, recepirla la legge oppure no, c'è già una legge, cioè la Regione Siciliana ha già una legge, poi l'Assemblea regionale siciliana può decidere se recepirla o meno. E non c'entra, lo abbiamo detto più volte anche all'interno di quest'Aula, non c'entra nulla la sentenza della Corte Costituzionale e l'ha spiegato benissimo anche lei. È quello che sembra veramente strano per chi ascolta dall'esterno, che le istituzioni con messaggi confusi cercano in qualche modo di giustificare una violazione della legge regionale siciliana. Andiamo all'interrogazione 1255, chiarimenti urgenti inerenti alla chiusura del centro per bambini e famiglie Paligonia di Palermo, a firma Lavardera, che è assessore da regolamento, ma per prassi parlamentare la trasformiamo in scritta, così andiamo avanti. Andiamo all'interrogazione numero 1266, iniziativa in merito alla sospensione dell'erogazione dell'assegno di inclusione ADI agli aventi diritto, a prima firma dell'onorevole Saverino. Prego, Assessore. Quindi la 1266. Allora, con riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto riguarda l'erogazione dell'ADI e le eventuali sospensioni, sono state diramate apposite istruzioni ai centri per l'impiego per aggiornare la posizione dei beneficiari necessari al mantenimento dell'ADI, cioè l'assegno di inclusione. Eventuali sospensioni sono frutto di possibile disallineamento dei dati con la piattaforma SISL dell'INPS, che sono stati registrati da tante altre regioni. Sono in corso continue riunioni plenarie con il Ministero per risolvere questo genere di criticità non dipendenti dalle singole regioni. In ogni caso è prevista la retroattività della corresponsione dell'ADI, eventualmente sospeso. Grazie Assessore. Onorevole, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e Assessore. È chiaro che questa interrogazione è datata 11 settembre 2024, quindi è a fronte un problema gravissimo, perché fa parte l'ADI di quelle misure che sono state previste in mancanza di reddito di cittadinanza per sostenere e dare quindi supporto a quelle famiglie disagiate che non riescono e che devono affrontare il quotidiano senza nessun tipo di supporto. Quindi diciamo che questa era un'interrogazione urgente, perché in base appunto alla legge 3 del 2023 andava a dare indicazioni, come diceva l'assessore, sulle misure urgenti per l'inclusione sociale, per l'accesso al mondo del lavoro e soprattutto dare anche supporto per la formazione
in caso appunto per contrastare comunque quei casi di povertà e di fragilità che purtroppo di cui la Sicilia insieme alla Campania sono quelle che hanno avuto maggiore proposte e maggiori richieste. Ora, affrontare, a prescindere che mi rendo conto, Assessore, mi dispiace, lei non c'è stata, capisco che per diversi mesi lei si è dimessa, è rientrata adesso da poco e quindi comprendo che il problema non è dell'assessorato ma è un problema di questo governo, però è chiaro che ancora oggi siamo in una situazione, mi aspettavo di aver dopo 2 anni che il problema si fosse risolto, invece sentire oggi dire che ancora siamo lì in attesa di trovare delle soluzioni con l'INPS per capire quale la piattaforma, come si possono anche problemi già di difficoltà, perché noi avevamo già in questa interrogazione avevamo appunto sottolineato la complessità di una procedura che invece dovrebbe essere alleggerita e quindi semplificata per le persone. Ma nonostante ciò, sentire ancora oggi che non abbiamo trovato la soluzione dopo ben 2 anni, quindi non solo da una parte non abbiamo la soluzione, ma dall'altra parte detto, sta a indicare anche, cioè non lo so, sono anche un po', non dico meravigliata perché ormai non mi meraviglia più niente, ma c'è una disattenzione da parte di questo governo su temi importanti e urgenti come questi, cioè temi che riguardano il sostegno alle famiglie più fragili, a quelle persone che vivono in condizioni di povertà e che dipendono purtroppo per andare avanti e per affrontare il proprio quotidiano da queste misure, da questi strumenti che dovrebbero essere messi in campo dalla Regione. Quindi io credo che da questo punto di vista, e mi dispiace che non ci sia il Presidente della Regione, perché qui non è un problema dell'assessorato, qua è anche un problema della Regione. C'è un governo regionale che quando si tratta di fare consulenze, di fare conferenze stampa, siamo velocissimi, poi quando si tratta di lavorare, di pensare a misure, a strumenti che sono a sostegno delle persone più fragili, noi ancora dopo 2 anni non abbiamo risolto il problema. Quindi veramente chiedo scusa io come deputata ai nostri siciliani, ai nostri cittadini, ma Presidente, le chiedo veramente di farsi portavoce col Presidente della Regione, perché non è possibile che dopo 2 anni noi ancora non abbiamo risolto il problema, ma soprattutto non ci stiamo interessando e c'è questo tipo di, non lo so se disattenzione, se mancanza anche di sensibilità a comprendere quello che le persone i nostri cittadini, cioè veramente i nostri siciliani sono costretti ad affrontare. Quindi veramente le chiedo di farsi portavoce col Presidente della Regione, perché non è possibile che ancora oggi noi siamo in estremo ritardo e lo saremo sempre di più. Grazie. Grazie onorevole, che si è dichiarata non soddisfatta. Assolutamente sì. Poi andiamo all'interrogazione numero 1289 a firma Figuccia, che trasformiamo iscritta. Andiamo all'interrogazione 1292, iniziative urgenti per garantire la continuità dei servizi di integrazione scolastica per gli studenti con disabilità negli istituti superiori della città metropolitana di Palermo. Anche questa la trasformiamo iscritta, prima firma di Lavardera. Andiamo all'interrogazione numero 1297, chiarimenti in merito alla vicenda inerente alla mancata erogazione del servizio all'autonomia e alla comunicazione del servizio trasporto per l'anno scolastico 2024-2025, a prima firma dell'onorevole Giambona. Prego, Assessore. Come assessore? Il numero è il 1297, sì, 1297.
Allora, questo assessorato eroga ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 512-2016 numero 24, così come modificato dall'articolo 41 della legge numero 10 del 20 giugno del 19, le somme stanziate in sede di approvazione del bilancio regionale e di eventuali successive variazioni, attraverso un apposito riparto, cioè secondo il numero degli alunni con disabilità di volta in volta rappresentato dalle città metropolitane e dai liberi consorzi comunali dell'isola. In atto, questo assessorato ha provveduto ad erogare in favore delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali tutte le risorse disponibili nei capitoli di spesa stanziate in sede di bilancio regionali e per i servizi di assistenza in favore degli alunni con disabilità delle scuole superiori di secondo grado, cui l'importo complessivo erogato è stato di 35 milioni di euro. La città metropolitana di Palermo ha più volte lamentato la necessità di ulteriori risorse al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi essenziali. Tale necessità è stata manifestata dalle altre città metropolitane e dai liberi consorzi comunali, sottolineando inoltre l'aumento delle ore di assistenza ASACOM indicate nei piani educativi individualizzati degli alunni con disabilità, che da 18 ore settimanali in alcuni casi arrivano anche a 30 ore, evidenziando nel contempo l'avvenuto aumento delle tabelle ministeriali per quanto concerne il costo orario dei loro operatori. La legge regionale del 15 aprile 21, numero 9, al comma 7 all'articolo 109, prevede che le città metropolitane garantiscano con fondi propri a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui alla legge regionale numero 8 del 2017. Quindi non si tratta solo di una possibilità di incrementare le risorse finanziarie, ma di un vero e proprio obbligo giuridico appunto da parte delle città metropolitane. Si comunica inoltre che nel periodo di riferimento, in seguito alla richiesta di impinguamento di risorse nel capitolo di spesa 183355, tenuto conto della richiesta di risorse lamentata dalle città metropolitane dei liberi consorzi con la legge numero 28 del 24, nel citato capitolo di spesa è stata apportata una variazione compensativa pari a 3 milioni di euro, già impegnati e liquidati in favore delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, con il decreto numero 3450 del 2 dicembre 24, per un importo complessivo per l'anno 2024 di 38 milioni di euro. Infine, si rappresenta che al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e di evitare probabili interruzioni dei servizi pubblici essenziali, questo assessorato nel periodo ha provveduto all'impegno della somma di 35 milioni di euro quale previsione di spesa a valere sull'esercizio finanziario 2025, da assegnare appunto alle città metropolitane e ai liberi consorzi comunali, garantendo così la copertura per l'erogazione dei servizi di assistenza in favore degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2024 e 2025. Grazie Assessore. Onorevole Giambona, come si dichiara? Grazie Presidente, grazie Assessore per avermi fornito una risposta a un tema tanto caro al sottoscritto, ma anche a tutto il Partito Democratico. Stiamo parlando in questo argomento che riguarda fondamentalmente i servizi che devono essere garantiti per l'autonomia, la comunicazione e il servizio di trasporto agli studenti siciliani. E sa quante volte da questi scranni il Partito Democratico è intervenuto proprio allo scopo di garantire i livelli minimi delle prestazioni agli studenti e naturalmente alle loro famiglie, perché ricordiamoci che qui è in ballo non solamente quello che è il diritto allo studio dei nostri ragazzi, ma anche il diritto da parte delle famiglie da cui loro provengono di dare prospettiva dal punto di vista sociale e lavorativo appunto ai ragazzi che hanno delle disabilità. Bene, Assessore, io perché ho presentato questa interrogazione? Perché intanto la contestualizzo, eravamo nel 2000
2024 e questa interrogazione nasceva a seguito tra l'altro di una denuncia da parte delle città metropolitane e degli enti locali che non erano nelle condizioni di portare avanti il servizio per carenza di risorse. Io ricordo a me stesso come al Governo come oramai sia una costante il fatto che tanti comuni siciliani e anche alcune città metropolitane siano in stato di disequilibrio finanziario, in stato di dissesto e predissesto e quindi senza le provvidenze economiche da parte della Regione non sono in grado di garantire alcun servizio, alcuna attività di welfare, pregiudicando i diritti ai cittadini. Ma c'è anche di più. Noi in quella interrogazione a più riprese abbiamo rappresentato l'esigenza di portare avanti delle azioni volte a un giusto riconoscimento di coloro che si impegnano in questo importante ambito scolastico, e mi riferisco agli operatori ASACOM e agli operatori dell'assistenza igienico-personale, molto spesso limitati ad agire in situazioni di incertezza dal punto di vista contrattuale, in condizioni sicuramente poco dignitose dal punto di vista retributivo e dal punto di vista previdenziale, per il quale abbiamo chiesto di intervenire. Ma per intervenire è necessario dare maggiori risorse alle città metropolitane, dare maggiori risorse ai comuni siciliani, così da permettere che i bandi stessi permettano appunto delle condizioni in termini di prestazioni, ma anche in termini di retribuzioni che siano per l'appunto dignitose, garantendo il rapporto di lavoro subordinato. Noi in questa direzione vorremmo che si intervenisse per garantire il diritto allo studio dei nostri siciliani tutti. E per fare questo, e chiudo Presidente, sul tema in questione, sui servizi che devono essere garantiti ai nostri ragazzi nelle scuole siciliane, bisogna agire con la programmazione, con la progettazione. È impensabile che questo Parlamento abbia dovuto intervenire in corso d'opera con l'annuncio della sospensione del servizio, mettendo in croce e in difficoltà non solo le famiglie ma anche le istituzioni scolastiche. Noi chiediamo che vi sia una maggiore programmazione attraverso l'introduzione oramai, per così dire, a lungo respiro e non solo anno per anno, di risorse nel triennio più corpose, più sostanziose, per garantire più diritti e pari diritti come ce li hanno i ragazzi e gli studenti delle altre regioni d'Italia. Quindi nel merito, Presidente, io mi ritengo parzialmente soddisfatto perché apprezzo quello che è l'impegno del Governo regionale, che ha dato seguito man mano a quelle che sono state le istanze dei territori che sono state rappresentate dai parlamentari siciliani. Riteniamo che ci debba essere un surplus di attenzione su questo argomento, così da mettere in sicurezza l'intero settore, i nostri studenti, le istituzioni e dare risposte dal punto di vista sociale. Grazie. Grazie onorevole Giambona, che si dichiara parzialmente soddisfatto. Andiamo all'interrogazione numero 1308, notizie in merito alla risoluzione delle criticità inerenti all'attuazione della legge 22 giugno 2016, numero 112, dopo di noi, a firma dell'onorevole Venezia, che trasformiamo in scritta. Andiamo all'interpellante numero 196, intendimenti in merito all'applicazione dell'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 2024 numero 3 e successive modificazioni aventi ad oggetto l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni delle donne vittime di violenza nonché degli orfani di femminicidio, a firma dell'onorevole Giambona. Prego, Assessore. E allora, intanto preliminarmente vorrei ricordare il testo dell'articolo 118. Fino al 31 dicembre 2025, comunque nelle more della definizione di una disciplina statale, le disposizioni di cui ai comma 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999 numero 20 e successive modificazioni si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 500
83 del Codice Penale, sia i figli delle vittime di femminicidio in numero non superiore a 1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazioni per fatti avvenuti entro i confini del territorio della Regione, anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, in danno ai cittadini italiani residenti in Sicilia, ovvero di cittadini stranieri che abbiano maturato i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana al momento dell'evento criminoso ed esclusivamente per le assunzioni presso l'amministrazione regionale nei limiti delle risorse assunzionali disponibili. Dall'introduzione della norma e fino al mese di novembre 2025 sono pervenute al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 12 istanze presentate da figlie di donne vittime di omicidio. In una prima fase istruttoria nessuna delle domande ha potuto essere accolta in quanto l'ordinamento vigente non riconosceva ancora il delitto di femminicidio come fattispecie autonoma di reato. In data 17 dicembre 2025 è stato introdotto nel Codice Penale l'articolo 477 bis che tipizza autonomamente il reato di femminicidio. Successivamente, a seguito di contenzioso, l'Avvocatura dello Stato di Palermo, con nota al protocollo 7300 del 23/2/26, ha chiarito che in assenza dell'esplicito utilizzo del termine femminicidio nelle sentenze, il reato di omicidio può essere ricondotto a tale fattispecie. Conseguentemente, l'amministrazione ha completato l'istruttoria dell'istanza oggetto del contenzioso e con nota 2147 dell'11/5/26 ha rilasciato il primo nulla osta propedeutico alla successiva istruttoria di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata all'assunzione nei ruoli della Regione siciliana. In ultimo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha informato il competente Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'avvenuta assunzione. Quindi una donna finalmente è stata assunta. Attualmente la scrivente amministrazione sta procedendo all'istruttoria delle restanti pratiche pervenute. Infine, con l'articolo 17 alla legge regionale numero 13 del 5 giugno 2026 è stata apportata la seguente modifica all'articolo 118. All'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 24 numero 3 successive modifiche le parole fino al 31 le parole fino al 31 dicembre 2025 e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale sono state soppresse. Per completezza si rappresenta che per quanto riguarda le donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, fattispecie espressamente prevista e disciplinata, come ho già detto, all'articolo 583 del Codice Penale, il predetto Dipartimento ha esaminato le istanze pervenute e sono state accolte 2 domande. Le beneficiarie hanno dimostrato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso ai benefici previsti e dopo il rilascio del nulla osta da parte del nostro Dipartimento sono state assunte nei ruoli dell'amministrazione regionale. Grazie Assessore. Al solito Assessore, se vuole anche una sintesi maggiore, tanto comunque poi glielo consegniamo scritto al collega, quindi magari per la prossima volta, Presidente, ho già finito, questa era la risposta. Assolutamente sì, se vuole ancora Io più. purtroppo sono febbricitante, però per l'impegno che avevo con questo Parlamento non mi sono sentita. Noi per questo la ringraziamo, Assessore, proprio per questo le dico che eventualmente anche la parte finale, poi i colleghi avranno poi la risposta scritta. Prego, onorevole Giambona, come si dichiara? Ad agosto scorso, sì, ero presente io.
Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo e chi ci segue da casa. Il tema della violenza di genere e come queste possono sfociare nei femminicidi è argomento di attenzione costante a tutti i livelli istituzionali e soprattutto di questo Parlamento, personale dei colleghi del Partito Democratico, e ha risaputo gli interventi che abbiamo portato avanti anche di stimolo a livello sociale e anche dal punto di vista normativo. L'obiettivo naturalmente è quello di porre in essere sul tema del contrasto alla violenza di genere attività di natura preventiva, anche dal punto di vista dell'esigenza del cambio di passo educativo e culturale per scardinare quello che è un sistema e una cultura maschilista e patriarcale, portando avanti azioni di risveglio sociale, investendo nei centri antiviolenza, cosa che abbiamo fatto proprio da questi scranni. Ma in taluni casi purtroppo le istituzioni non hanno rispettato quella promessa di protezione. Ci sono stati fatti drammatici, purtroppo la Sicilia continua a essere maglia nera da questo punto di vista, ci sono tante forme di violenza di genere e purtroppo in Sicilia tanti femminicidi. Anche da questo punto di vista siamo maglia nera. Ecco perché il Parlamento si è dotato in maniera appunto pionieristica e antesignana di questa disposizione normativa, della quale devo dire noi andiamo veramente fieri. Io ringrazio l'assessora per la risposta, ma questa mia interrogazione voleva essere da pungolo rispetto ad una proposta normativa che in sostanza in un determinato arco temporale non si è potuto concretizzare. Lei ha detto bene, bisognava introdurre il reato di femminicidio, però qualche comunicato stampa nel frattempo il Presidente della Regione l'aveva portato avanti senza, ovvero non so, mi immagino che avesse consapevolezza lui stesso che non si poteva concretizzare la norma senza l'introduzione del reato di femminicidio previsto al 477 bis. Ma detto questo, Assessore, a me risulta quindi che ci sono, come lei mi ha confermato, l'assunzione di alcune donne, ma c'è il tema degli orfani di reati di femminicidio. Risulta allo scrivente che siano state presentate diverse istanze che allo stato attuale, benché oramai siano passati diversi mesi dall'introduzione del reato di femminicidio, chiedono che venga applicata la norma. Qui non stiamo a fare polemica, perché su argomenti di questo tipo non possiamo e non vogliamo fare polemica, bisogna portare avanti un'azione di grande collaborazione istituzionale. Quello che naturalmente dobbiamo evitare per famiglie che hanno subito fatti così drammatici, che ci sia la vittimizzazione che continui, quella secondaria, quella terziaria, e quindi se la Regione siciliana si è dotata di questo strumento così importante, l'interrogazione va proprio nella direzione di chiedere un'accelerazione dei tempi. Mi risulta che ci siano delle domande presentate per l'inserimento in organico dell'amministrazione regionale di figli che sono orfani di femminicidio. Chiedo all'amministrazione regionale di dotarsi nel più breve tempo possibile di ogni procedura per accelerare i tempi, per rispettare quello che è la volontà del Parlamento, di dare nei limiti del possibile risposte dal punto di vista lavorativo, sapendo che sul tema della violenza di genere e sul tema dei femminicidi non si potrà mai in alcuna maniera compensare quello che è il dolore che queste famiglie hanno patito nel tempo, e vogliamo evitare fino alla fine che ci possano essere altre modalità che vadano a riaprire delle ferite che sono insanabili. Grazie. Onorevole Giambono, come si dichiara? Parzialmente soddisfatto, ok. Grazie onorevole Giambono. No, va bene, Assessore, non serve un ulteriore... Assessore. 21 dicembre 2025 e se non veniva stigmatizzato questo reato che non è previsto nel codice penale, non si potevano mandare avanti le cose. Io il 31 dicembre 2025 non ero al governo,
Sono arrivata a maggio e già la prima assunzione è stata fatta, mentre prima che nel mese di agosto, per quanto riguarda lo sfregio permanente del viso, che era una fattispecie prevista dal codice penale, dal 583 del codice penale, quindi già stigmatizzata, cristallizzata nel nostro codice, le 2 donne che avevano fatto la domanda sono state assunte. Assessore, io la ringrazio per l'ulteriore precisazione, però nelle interrogazioni e nelle interpellanze non c'è un dibattito. Ovviamente il collega Giambona dice la sua opinione dopo aver ascoltato l'intervento dell'assessore. Andiamo all'interpellanza numero 218, intendimenti in merito all'individuazione di ulteriori risorse necessarie a finanziare i progetti ammissibili di cui al DDG numero 833 del 7 aprile 2025, a firma dell'onorevole Venezia. Secondo il regolamento, ovviamente per consueta prassi parlamentare, il Governo assessore si impegna comunque a fornire al proprio firmatario il testo della risposta scritta. Andiamo all'interpellanza numero 220, iniziative per il riordino della cooperazione sociale in Sicilia e di istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali, a firma Lavardera. Anche in questo caso, per prassi, allo stesso modo il Governo si impegna a dare risposta scritta al collega firmatario. Andiamo all'interpellanza 224, contrasto del disagio e della violenza giovanile, a firma dell'onorevole Giambona. Prego, Assessore. Presidente, ha detto 224 perché ce n'è qualche altro? Sì, è okay, la numero... Grazie. È la numero 224, perfetto, sì, perché poi grazie. Le altre abbiamo detto che le trasformiamo in scritto. Sì. Allora, questo assessorato, in base alle competenze assegnate, pone in essere, attraverso l'impiego del Fondo Nazionale Famiglia e dei fondi regionali eventualmente stanziati, iniziative che contribuiscono, seppure indirettamente, alla prevenzione delle forme di devianza minorile oggetto appunto di questa interpellanza. A tal proposito, le recenti programmazioni del Fondo Nazionale per la Famiglia hanno previsto il potenziamento e la nascita di nuovi centri per la famiglia nel territorio dell'isola. I centri per la famiglia sono strutture locali che offrono servizi integrati per la famiglia, inteso come intero nucleo familiare composto da genitori, figli, nonni e anche altre persone che fanno parte del nucleo stesso. Possono rappresentare un'opportunità di crescita per la famiglia, soprattutto le più disagiate, in quanto luoghi aperti alla comunità, ambienti inclusivi dove incontrare esperti e professionisti pronti ad ascoltare, riconoscere e facilitare l'accesso ai servizi, dove le famiglie possono scoprire le proprie potenzialità e fare rete le une con le altre e con l'intera comunità locale. Possono pertanto costituire indirettamente un deterrente all'attività di piccola criminalità locale. Anche nelle specifiche misure destinate agli anziani, finanziate dal predetto Fondo Famiglia, avviso pubblico per l'avvio di progetti per l'invecchiamento attivo, rivolto agli enti del terzo settore, approvato con decreto 3876 del 28 dicembre 2023, sono stati previsti interventi mirati allo scambio giovani-anziani, cosiddette match intergenerazionale, che, come è noto, presenta notevoli vantaggi anche per i giovani, valorizzando la relazione rispetto all'isolamento, che soprattutto presso i contesti più disagiati può costituire un incentivo alla piccola criminalità. Inoltre, per sostenere il benessere individuale dei giovani e delle famiglie e al contempo prevenire il disagio sociale, quasi sempre alla base della devianza, il Dipartimento della Famiglia, con fondi regionali emanati dagli avvisi pubblici che hanno ricevuto riscontro molto positivo sul territorio, ma anche che non sono stati replicati a causa della mancanza o insufficienza di risorse economiche. Educare alle emozioni, decreto numero 704 del 19 aprile 19, rivolto alle scuole superiori siciliane per coinvolgere gli studenti nella creazione di prodotti artistici volti a sensibilizzare coetanei e famiglie sulle emozioni. Famiglia al centro, 3858 del 2023.
rivolta agli oratori religiosi per sostenere iniziative educative e culturali che promuovono l'armonia familiare e le responsabilità educative tra genitori e figli. Inoltre, nell'ultimo biennio si è dato un forte impulso all'attuazione della legge regionale numero 6 del 2019, recante norme in materia di politiche giovanili, istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili, che contempla forme di sostegno alle attività di aggregazione dei giovani, nonché forme partecipative dei giovani alle scelte programmatiche della Regione nei temi di interesse, ad esempio il Forum dei giovani. Infine, anche gli obiettivi degli avvisi emanati a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili contribuiscono alla prevenzione del disagio e delle forme di devianza. Si elencano i fatti più significativi: contrastare il disagio giovanile, l'isolamento sociale, le forme di dipendenza dalle droghe al gioco d'azzardo, fino a quello dei social network e l'abbandono scolastico. Intercettare il maggior numero di giovani sul territorio con modalità innovative, creative ed originali, coinvolgere i giovani del territorio nell'organizzazione e promozione di attività, promuovere i valori dell'inclusione, promuovere attività e canali di dialogo e confronto tra mondo giovanile e amministrazioni locali, garantire l'inserimento sociale e la piena partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale, promozione di spazi e iniziative di aggregazione, attività sportive, culturali, educative e di promozione della creatività, con particolare riguardo ai gruppi con minori opportunità e più a rischio di esclusione, per esempio giovani che vivono in contesti svantaggiati, appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati, nonché i NEET. In sintesi, il consolidamento dei rapporti e dei legami in seno al nucleo familiare, nonché lo stimolo ad un esercizio attivo della cittadinanza sono leve che possono operare in funzione preventiva rispetto alla solitudine e povertà educativa, che sono spesso le cause profonde della devianza minorile. Si fa presente che con decreto regionale numero 508 del 4226 è stata nominata dalla Giunta regionale su proposta di questo assessorato la garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha già avviato, in stretto raccordo con la scrivente e le istituzioni preposte, le attività e gli interventi di competenza per la tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e della devianza minorile. Grazie Assessore. Onorevole Giambono. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo e pubblico che ci segue. Intanto preliminarmente, Assessore, non si vuole creare un contraddittorio tra il Governo e il sottoscritto. È evidente che lei ha gestisce un assessorato importante con tante questioni da affrontare ed è inevitabile che quando parliamo di sociale lei non possa che essere, per così dire, il terminale rispetto a chi quotidianamente si confronta con i territori e con le istituzioni e che legittimamente rappresenta quelle che sono le istanze che vuole si affrontino. Prendo atto che c'è un impegno da parte sua, ma c'è stato anche un'assenza da parte del governo regionale, un periodo di vacazio di alcuni mesi sull'assessorato alla famiglia e sull'assessorato al lavoro, e mi permetterà di dire che siccome sono degli ambiti strategici in una Sicilia che brama occasioni di lavoro, in una Sicilia dove ci sono tanti problemi dal punto di vista dell'emarginazione e del disagio sociale, che tematiche di questo tipo non ci possiamo permettere. Detto questo, l'interrogazione della quale io ho avuto modo di ascoltare la risposta parla del contrasto del disagio e della violenza giovanile. Qui abbiamo dei ragazzi in sala che ci seguono e capiscono bene cosa questo voglia dire, anche alla luce di fatti drammatici che sono avvenuti anche qui nelle vicinanze. Potremmo parlare dell'uccisione di Paolo Taormina, potremmo parlare della strage che è avvenuta a Monreale, quindi a pochi
a pochi chilometri da qui. I ragazzi sono fondamentalmente preoccupati di questo clima di escalation di violenza che lì coinvolge le nostre comunità. A questo aggiungo quanto sta accadendo da parte del racket delle estorsioni in tutto il versante dell'area occidentale della provincia palermitana, ben 20 casi negli ultimi mesi. Sono emblematici rispetto a quello che è il disagio sociale, economico, anche dal punto di vista abitativo, che più volte ho denunciato anche da questi scranni, e i numeri sono assolutamente drammatici. A Palermo abbiamo più di 14.000 minori, pari al 13%, che vivono in un'area di disagio socio-economico urbano. A Catania sono 6.887, il 13% del totale, a Messina l'8,8% del totale. In queste aree, 14 individuate dall'Istat a Palermo, 7 a Catania, 3 a Messina, il 63% delle famiglie vive in povertà relativa, il 68% a Catania e il 48% a Messina. Ecco, sono dati che ci devono far riflettere rispetto a quella che è un'esigenza di portare avanti delle azioni concrete dal punto di vista delle risposte in ambito educativo, per contrastare quella che è la dispersione scolastica. Noi abbiamo a Palermo, Catania e Messina dei numeri che fanno rabbrividire, con cifre che arrivano ad oltre il 15%, per non parlare poi anche della dispersione scolastica implicita, e su questo bisogna intervenire, come anche sul tema del lavoro, perché una Sicilia che non dà opportunità di lavoro non dà speranza, e l'unica messa in campo è quella di andare via dalla nostra regione o di essere arruolati da questi criminali. Ecco perché, Assessora, noi chiediamo che vengano portate avanti delle azioni che siano concrete, incisive e strutturali per contrastare queste forme di disagio che non permettono alla nostra società di crescere in maniera, per così dire, serena. Noi come Partito Democratico abbiamo portato avanti diverse proposte, sia nelle finanziarie regionali, ma anche attraverso delle azioni normative e legislative, come quella dell'introduzione in Sicilia delle aree urbane marginali. Non si può intervenire con elementi di criticità così gravi su quello che è il disagio sociale, il disagio economico, lavorativo e dei nostri ragazzi con interventi spot per progetti che, come lei stessa mi ha confermato, hanno un inizio e una fine molto spesso concentrata in pochi mesi. Noi dobbiamo portare avanti per questa nostra terra, per questa nostra Sicilia, delle misure strutturali che accompagnino gli enti locali, che accompagnino le scuole, che accompagnino il terzo settore, per permettere di dare speranza e futuro ai siciliani. Ecco perché dico un'altra volta come bisogna sostenere, e le dirò poi sottofinanziare, il nostro progetto di legge sulle aree urbane marginali, che vuole intervenire per portare strutturalmente e sinergicamente iniziative per dare risposte ai siciliani in tal senso, per dare prospettive e per certi versi una certa serenità che ultimamente purtroppo è stata smarrita. Grazie. Grazie Giambona, che si dichiara parzialmente soddisfatto. Andiamo all'ultima interpellanza, la numero 227, attuazione di misure urgenti di tutela dei lavoratori rispetto al rischio legato ai danni dal calore, a firma Venezia. Anche questa, così come le precedenti interpellanze, la trasformiamo, Assessore, sarà per prassi, sarà il Governo poi a inviarla scritta. Colleghi, a questo punto abbiamo finito l'attività ispettiva. Grazie Assessore. Abbiamo gli interventi come ex articolo 83 dell'onorevole Giristro e dell'onorevole Giambona. Grazie Presidente, grazie Assessore. Approfitto della sua presenza oggi e approfitto dell'interrogazione dell'onorevole Giambona per ricordare a questo Parlamento che il 12 febbraio del 2025 in questa Aula, in questo Parlamento, è accaduto qualcosa di veramente straordinario per quello che riguarda una legge di civiltà, Assessore, che riguarda la regolamentazione e il divieto nei bambini più piccoli dei cellulari. 12 febbraio 2025. Onorevole Giambona,
12 febbraio 2025. Continuo a dirlo, siamo adesso a giugno del 2026 e ancora a livello nazionale, nonostante a questa Presidente, onorevole Di Paola, a lei, all'onorevole Galvagno, ho chiesto più volte di interessarsi per discutere questa legge in ambito nazionale e ancora non se ne parla. Addirittura ho saputo che stanno avviando un'indagine per capire i danni di ci sono decine di società scientifiche a livello mondiale, nazionale, europeo che sanno che danni provocano e ancora noi dobbiamo indagare. Aprire un'indagine, Assessore, è vergognoso ed imbarazzante. Il Bambin Gesù, il Policlinico del Bambin Gesù di Roma, che è il più grosso policlinico d'Europa, un'eccellenza a livello mondiale, ha dichiarato assolutamente senza possibilità di equivoci dell'andamento che dal 2012 al 2025-2026 un aumento impressionante di problematiche legate ai disturbi del comportamento dei nostri ragazzi. Onorevole Giambone, Assessore, possiamo dare l'ora di affettività, ben venga, possiamo fare tutti i progetti che vuole, ben venga, ma dobbiamo chiudere con l'origine di questi fenomeni. Non lo dice l'onorevole Giristro, non lo dice il pediatra Giristro, lo dicono i dati di letteratura, un aumento impressionante, bullismo, cyberbullismo, depressione maggiore, atti suicidari, autolesionismo, incidenti, accessi nei pronto soccorsi per agitazione psicomotoria da chetamina, che si possono sedare con anestesia. Stiamo parlando di un'emergenza e ancora non posso accettare che questo governo nazionale ignori il fenomeno e non posso pensare che questo governo sia contro i bambini, sia contro le famiglie, sia contro i ragazzi. Non lo posso pensare, Presidente. È la terza volta che lo faccio e lo ripeterò 50 volte. Io impegno questo governo, impegno lei, Presidente, lei di comunicare a livello nazionale, di sollecitare a livello nazionale un disegno di legge che è stato approvato all'unanimità da questo Parlamento e che non può essere ignorato, perché l'abbiamo approvato non come Movimento 5 Stelle, ma tutte le forze politiche. Glielo ricordo, non c'era un astenuto, non c'era un contrario, per cui ancora dopo un anno e mezzo aspettare e vedere ragazzi che si fanno del male, che fanno del male e noi non abbiamo la possibilità di agire e non diamo strumenti alle famiglie è veramente imbarazzante e grave. Quindi, Presidente Di Paola, è l'ultima volta che glielo chiedo e lei deve assolutamente essere il primo a interagire. Onorevole Galvagno, Presidente dell'Assessore, per cortesia, dateci una mano, interagite col Governo nazionale, se no questo Parlamento non ha nessun senso di esistere. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Onorevole, è chiaro che l'Assemblea regionale siciliana ha approvato una legge, voto sarà nostro impegno, ovviamente da un punto di vista politico, cercare di sensibilizzare quanto più possibile i deputati alla Camera e al Senato per avviare un iter di approvazione poi della legge. Onorevole Marchetta, prego. Poi c'è l'onorevole Giambone e l'onorevole Cambiano. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo oggi con grande senso di responsabilità per richiamare l'attenzione di quest'Aula su una situazione che sta mettendo a dura prova migliaia di cittadini della provincia di Agrigento. Le famiglie, le imprese, il comparto agricolo, le attività commerciali e turistiche, nonché le amministrazioni comunali che quotidianamente si trovano a fronteggiare disagi sempre più difficili da gestire. Le proteste dei sindaci e dei cittadini
non possono essere archiviate come semplici manifestazioni di malcontento. Esse rappresentano il grido di un territorio che chiede risposte concrete, tempestive e definitive. Quando l'acqua arriva con il contagocce, quando intere comunità vivono nell'incertezza sull'approvvigionamento idrico, non siamo di fronte ad un disagio ordinario, ma ad una vera emergenza sociale. Ciò che rende questa situazione ancora più difficile da comprendere è il fatto che l'ultima stagione si sia stata caratterizzata da precipitazioni certamente più abbondanti rispetto agli anni precedenti. Per questo motivo appare inconcepibile che cittadini, aziende, agricoltori e operatori economici continuino a soffrire una condizione di carenza idrica così grave. L'acqua non è un privilegio, non è un servizio accessorio, è un bene primario, essenziale, un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti. Nessun territorio può essere lasciato in una condizione di continua precarietà su un tema tanto delicato. Desidero, al tempo stesso, riconoscere l'impegno che il Presidente Renato Schifani ha profuso in questi anni nell'affrontare numerose emergenze che hanno interessato la nostra Regione. Nessuno può negare l'attenzione e il lavoro che il Governo regionale ha dedicato alla Sicilia. Proprio per questo, però, ritengo che oggi sia necessario un ulteriore sforzo, ancora più incisivo e determinato, per affrontare definitivamente la questione idrica agrigentina. Occorre fare piena luce sulle criticità esistenti lungo l'intera filiera della distribuzione dell'acqua, verificare lo stato delle infrastrutture, accelerare gli interventi necessari ed individuare responsabilità e soluzioni. In questo quadro il ruolo di Sicilia Acque è centrale e non può essere eluso. È indispensabile che il problema venga affrontato con la massima determinazione, attraverso una programmazione efficace, investimenti adeguati e un costante monitoraggio dei risultati. I cittadini non chiedono promesse, chiedono acqua nelle proprie case. Gli agricoltori chiedono di poter lavorare, le imprese chiedono di poter programmare il futuro, i sindaci chiedono strumenti e certezze per amministrare i propri territori. La provincia di Agrigento non può continuare a convivere con una crisi che rischia di compromettere la qualità della vita delle persone e lo sviluppo economico dell'intero territorio. È arrivato il momento di passare dall'emergenza alle soluzioni strutturali. Per questo rivolgo un appello al Governo regionale affinché venga mantenuta alta l'attenzione e si proceda con la necessaria rapidità. Sono certa che al Presidente Schifani non manchino la volontà, la sensibilità istituzionale e la determinazione per affrontare questa sfida. Tuttavia, proprio perché siamo di fronte a un bene essenziale e insostituibile, è necessario che ogni azione sia messa in campo senza ulteriori ritardi. I cittadini di Agrigento meritano risposte, meritano rispetto, meritano soprattutto di poter contare su un servizio idrico efficiente e dignitoso, all'altezza di una Sicilia moderna che guarda al futuro. Grazie. Grazie onorevole Marchetto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Io intervengo tanto alla luce della richiesta avanzata da una platea importante di cittadini che oggi si occupano di ricettività e nello specifico di locazioni turistiche, anche alla luce della confusione importante che si è determinata circa l'applicazione in Sicilia dapprima dell'articolo 5 della legge 6 del 2025, così come modificata dall'articolo 5 della legge regionale numero 12 del 2026. Come è noto,
a tutti noi colleghi e come è noto anche al Governo, il TAR si è pronunciato fondamentalmente andando ad incidere su taluni aspetti della normativa regionale, la quale prevedeva dei requisiti per la classificazione e non per la condizione delle nostre strutture ricettive, proprio per evitare che vi potessero essere ulteriori disguidi anche di natura interpretativa. A livello di Assemblea regionale siciliana siamo intervenuti proprio per chiarire la questione, appunto con la norma prevista dall'articolo 5 della legge regionale 12 del 2026, escludendo da quello che è l'impianto organizzativo e strutturale quelle che sono appunto le locazioni turistiche. E tra l'altro la norma sull'applicazione degli adempimenti prevederebbe una posticipazione degli adempimenti stessi per le strutture classificate al 30 giugno del 2027. Ebbene, oggi, a seguito di segnalazioni da parte di tanti host siciliani, ma anche con l'interlocuzione con gli assessorati competenti, non veniamo a capo di questa situazione. Anche con l'assessore al turismo abbiamo più volte segnalato questa problematica, ovvero una disparità che noi la definiamo di trattamento, ovvero le attività oggetto di classificazione hanno una proroga degli adempimenti al 30 giugno del 2027, mentre per gli altri la scadenza permane al 30 giugno del 2026. Questo naturalmente crea enormi problemi, perché ricordo a me stesso che stiamo parlando qui di piccoli proprietari che non hanno una struttura organizzativa, non sono avvezzi al trattare aspetti di natura burocratica. Ora, fermo restando che aspetti relativi all'abitabilità, all'agibilità, agli impianti devono essere assolutamente rispettati, noi vorremmo evitare che ci fosse una speculazione in questi giorni su questo tema, perché proprietari presi dall'ansia di dover ottemperare ad un adempimento che era previsto fosse prorogato o, per come la vediamo noi, addirittura esentato, si debbano rivolgere a professionisti che possano speculare in questa situazione. Ecco perché anticipo, Presidente, la presentazione di un'interrogazione parlamentare volta ad affrontare questo tema per far sì che quantomeno vi sia una piccola proroga per mettere in sicurezza il settore delle locazioni turistiche in Sicilia ed evitare che vi possano essere ingerenze su una stagione già in corso, perché limitare al 1° di luglio l'operatività di queste strutture così importanti potrebbe mettere letteralmente in ginocchio il sistema della ricettività in Sicilia. Chiudo questo argomento per rappresentarne un altro molto velocemente. Presidente, noi come parlamentari regionali abbiamo sostenuto fortemente la proposta volta a ridurre le attività lavorative quando ci troviamo in situazioni climatiche estreme, ovvero aumento di temperature tale da non permettere in condizioni di sicurezza di poter svolgere l'attività lavorativa, non solo in edilizia, non solo nel trasporto, nei cantieri e quant'altro, ma anche per quanto riguarda coloro che fanno le consegne a domicilio, anche dei rider siciliani, che sono quei lavoratori che trasportano con lo zaino in spalle, molto spesso in bicicletta, in mezzo al traffico e a condizioni climatiche insostenibili, appunto svolgono questa attività. Ebbene, noi accogliamo quello che è la denuncia delle organizzazioni sindacali, che in taluni casi chiedono maggiore protezione per quei rider che ancora ad oggi non viene garantito un contratto collettivo nazionale di lavoro che permetta loro, per esempio, di avere la cassa integrazione, che in questo ambito dovrebbe coprire. Ecco perché annuncio da questo punto di vista un'azione normativa parlamentare per portare in essere delle misure concrete per dare risposta a questi lavoratori, per i quali ci auguriamo che nel più breve tempo possibile possa essere ripristinata la legalità attraverso l'applicazione anche a loro dei contratti collettivi di tipo subordinato. Nelle more, per quei lavoratori che sono lavoratori per così dire atipici, lavoratori autonomi o con partita IVA, che non hanno alcuna forma di ammortizzatore sociale, io ritengo che debbano intervenire le istituzioni e in questo caso il Parlamento siciliano deve essere sicuramente deputato a farlo per dare risposte ai nostri lavoratori, per mettere in sicurezza il sistema e per dare sostegno a quelle che sono le iniziative delle organizzazioni sindacali che sono assolutamente condivisibili. Grazie Presidente. Grazie onorevole Giambono. Ultimo intervento dell'onorevole Cambiano.
Grazie Presidente. È terminata alle 15 un'audizione in quarta commissione con i sindaci della provincia di Agrigento, con i rappresentanti di Sicilia Acque, con i rappresentanti del governo regionale e con il gestore del servizio idrico integrato AICA. Perché questa audizione? L'audizione perché siamo ripiombati nell'emergenza idrica in provincia di Agrigento, nonostante le rassicurazioni da parte del governo regionale di invasi pieni, di fine dell'emergenza idrica, di cessazione di ogni forma di decreto emergenziale, siamo ripiombati nell'emergenza idrica in provincia di Agrigento. E perché ci siamo ripiombati? Perché per una diatriba tra Sicilia Acque ed AICA. Lo ricordo a me stesso, Sicilia Acque è partecipata al 25% dalla Regione siciliana, al 75% da un socio privato, Italgas, come partecipazione, Idrosicilia. Ma al di là della forma societaria e della composizione societaria, che cosa mi ha colpito? L'intervento di un componente del Consiglio di amministrazione che ricordava in quella sede come uno dei parlamentari avesse detto in aula che Sicilia Acque riceve regalie o soldi pubblici da parte della Regione siciliana. Ecco, quel parlamentare, Presidente, ero io, che urlava in aula, sempre con toni pacati e composti, urlava per rabbia rispetto a delle operazioni finanziarie poco chiare che ha portato avanti questo governo regionale nei confronti di Sicilia Acque. Perché con legge del 12 agosto del 2025, in piena emergenza, quando già avevamo affidato a Sicilia Acque un importo pari a quasi 100 milioni di euro per la realizzazione o per il revamping di 3 impianti di dissalazione a Porto Empedocle, a Gela e a Trapani, in quella sede, dopo l'annuncio del governo nazionale che aveva stanziato 21 milioni di euro per la gestione degli impianti di dissalazione, con legge regionale del 12 agosto 2025 la Regione siciliana ha stabilito di dare a Sicilia Acque 9 milioni e 900 mila euro per l'anno 2025, 25 milioni e 300 mila euro per l'anno 2026, 32 milioni di euro per il 2027 per le spese di gestione degli impianti di dissalazione. E adesso che cosa fa Sicilia Acque? Riduce la portata idrica perché sostiene che AICA, il gestore in provincia di Agrigento, è indietro con i pagamenti. Ma sull'acqua è consentito speculare? Io credo di no. Sull'acqua è consentito fare profitti per una società privata? Sì. Però approfittarsene di un'emergenza per continuare ad attingere a risorse pubbliche credo che sia immorale. Immorale perché c'è stata poca trasparenza nelle gestioni delle risorse e perché dall'ultimo bilancio pubblicato sul sito di Sicilia Acque ha fatto un utile di 5 milioni di euro in piena emergenza idrica. E adesso contingenta l'acqua ai gestori perché sono in difficoltà economiche e finanziarie. Ecco, ho dato la soluzione al governo regionale e per questo ringrazio l'assessore Colianni che ha accettato e ha accolto la proposta da me formulata, dal nostro gruppo formulata, dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Noi ci apprestiamo a discutere in quest'Aula delle variazioni di bilancio per circa 600 milioni di euro. Ecco,
La soluzione è rescindere quella convenzione del 2004 firmata con Sicilia Acque perché non è stata ottemperata e acquisire il 75% di quella quota che in questo momento è in mano ai privati. Una gestione pubblica dell'acqua accompagnata da una riforma che è necessaria per avere un servizio idrico efficiente, per garantire l'acqua nelle case dei siciliani, perché senza acqua non c'è sviluppo, senza acqua non c'è futuro. Grazie. Grazie onorevole Cambiano. Colleghi, l'Aula è riconvocata per martedì alle ore 15 con l'attività legislativa già in ordine del giorno. La seduta è chiusa.